Allora, diciamo che il nodo di Castelfranco Veneto, dove passa il Musone dei Sassi, è il dramma di tutto quello che è il bacino pertinente da Castelfranco fino a Padova. Abbiamo riscontrato ultimamente che le navigazioni che stanno predisponendo nella zona di Riese, Pio X e la Onea di Fonte, che dovrebbero una volta ultimate assommare a 1.600.000 metri cubi di acqua di contenimento nel momento più fatidico della piena, dovrebbe dare una risposta abbastanza positiva. A questo evidentemente possiamo anche ritenerci tranquilli con questo tipo di intervento, perché tutto il rimanente del bacino ha già avuto una serie di investimenti molto importanti che sono già stati ultimati e collaudati. Durante la conferenza organizzativa è stato presentato anche il prospetto che riguarda la vostra situazione per i piani delle acque. È un progetto che è da estendere anche a tutta Italia. Ritengo proprio che sia importante sì che sia esteso a tutta Italia, anche perché questo fa sì che si comincia a ragionare a bacino, ragionare insieme alle amministrazioni comunali, alle province, con il supporto della regione, in quanto tutti poi i piani di sicurezza idraulica, i piani di bonifica, gli interventi anche sulle aree dove ci sono cambiamenti di destinazione d'uso dei terreni, fa sì che si possano dare degli accorgimenti in forma preventiva e non poi dover soccorrere poi nei momenti in cui. E a questo evidentemente, per quello che riguarda il nostro consorzio, abbiamo ottenuto un ottimo risultato di collaborazione con le amministrazioni comunali, ma in maniera particolare anche con la provincia di Venezia. A questo auspichiamo nell'arco di qualche anno di aver ultimato tutto questo piano delle acque comunale e provinciale e regionale con una benedizione della regione, e questo penso che sia l'unica cosa importante.